abbiamo qui l'assessore in questo momento, lo perfido Lopez Emanuele col cappello d'alpino. Buongiorno a tutti. Però non è quello originale questo. Non è quello originale. No, io ero battaglione logistico. Ero i raccomandati. C'era chi era in fureria. No, momento, fureria, artiglieria montagna. Conduttore di jeep a pelo. Artiglieria montagna. Sì, non alpino. Lei che cosa vuole dire? Cosa ha fatto lei? Caporale istruttore Gigi. Ma con chi? Con l'artiglieria montagna? No, allora, Alpini di Vicenza. Conduttore di jeep a pelo. Alpino col gruppo Vicenza. Sì. Sede? A Codroipo. Dove ho fatto il CAR e poi sono andato a Vacile, c'era battaglione logistico Noi Giulia. abbiamo fatto il CAR a Pontebba e vi posso dire che nel 73 andare a Pontebba faceva freddo. A maggio, a giugno, luglio, agosto dormivi con la coperta e quando mi hanno detto dopo 3 mesi lei deve diventare caporale, quindi deve fare un CAR avanzato, altri 3 mesi, e io ero contento, facevo parte dell'Ohio poi, è inutile che stiamo qui a raccontare le cose dell'Ohio, e ci hanno insegnato di tutto di più, uscivamo anche di notte, vi dico cose bellissime, ecco, una cosa che a me spiace, il suo cappello alpino perché non l'ha portato? Ma infatti mi avete preso in contropiede, cioè già ieri sera... No, io avevo detto a lei che esatto. parlavamo di alpini, infatti. Viene qui senza il cappello, mi ritengo punito. Ecco, stia punito. E ne ho preso la punizione, sa perché ho preso la punizione? Io stavo facendo il corso caporali istruttori, quindi caporali istruttori... Già lì aveva l'idea un po' sì, già lì dovevo di guidare e comandare. Il comandare. Ho fatto male il cubo. 3 giorni. Il cubo è il letto. Forse bisognerebbe spiegare un attimo. Il cubo è il letto, perché cioè la branda, perché non c'era il letto come adesso nelle camerate, c'era questo branda. Ho preso 3 giorni. Cubo, se voi avete visto... Mi è venuta la febbre, direi. No, io guardi... alle 6 non potevo andare in libera uscita, avevo l'amorosa attuale mia moglie ad Aviano. Ho fatto intervenire anche mio fratello, niente da fare. Pensi che mia amorosa, attuale mia moglie, veniva a trovarmi a Pontebba Poaretta. e gli ho detto, ve la racconto questa perché è bella.